Un nuovo appuntamento si è svolto ieri per il Circo Incontri con gli autori, progetto creato da Eurolingue School in collaborazione con il Dipartimento Linguistico dell'Istituto Brunelleschi di Agrigento. Ieri è stata la volta della scrittrice Donatella Messina, autrice del libro Autobiografia come cura di sé. Il prossimo evento in calendario si terrà giorno 28 marzo. Il libro si chiama Scuola di autobiografia Graphein e racconta il percorso che facciamo alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che è una scuola fondata da Saverio Tutino e Duccio Demetrio, dove si scrive di sé. Quindi è, diciamo, l'iniziazione alla scrittura della propria vita. È un percorso che dura 9 mesi simbolicamente, al termine del quale le corsiste e i corsisti consegnano il loro romanzo autobiografico, che è un romanzo che ha a che vedere appunto con la verità della loro storia, quindi con quello che è accaduto, le persone che hanno incontrato, i volti, il contatto con la natura, i pensieri. Ci sono quindi anche delle meta-riflessioni, non sono solo accadimenti, ed è quindi uno sviluppo della propria teoria esistenziale che trova forma attraverso quello che poi viene definito il romanzo autobiografico. Noi siamo appunto i docenti che accompagniamo in questo percorso che si declina in 4 incontri in presenza, gennaio, febbraio, maggio e settembre, e li aiutiamo anche a casa, quindi loro ci scrivono se hanno dubbi, se non sono convinti, se non trovano magari il filo rosso della loro narrazione, noi li accompagniamo come conduttrici al fine di portare tutti, diciamo, a questa stesura. Sono i temi epicali di un'esistenza, quindi naturalmente le gioie, ma anche i dolori, i lutti, il gioco, il lavoro, la famiglia, le relazioni familiari ma anche amicali, quindi c'è un po' di tutto quello che c'è in una vita, le apicalità di un'esistenza. Oggi è un appuntamento con Donatella Messina e con la scrittura autobiografica. Già abbiamo fatto un incontro questa mattina con gli studenti del Brunelleschi, che è stata un'esperienza molto bella, molto intensa, e i ragazzi hanno risposto molto, molto bene, e quindi ci riproponiamo appunto, di ripetere l'esperienza anche qui all'Eurolingue sotto forma di presentazione del libro, insomma di più informativo ma sicuramente altrettanto interessante.